La novità importante è che abbiamo dato in concessione gratuita alla Caritas gli spazi del dormitorio di via Pasubio. L'ex scuola di Sant'Angelo continuerà ad essere nelle disponibilità della Caritas trevigiana. La decisione oggi in giunta, su proposta dell'assessore al sociale Gloria Tessarolo, può essere letta su due aspetti. Il primo è certamente pratico. D'inverno, nei periodi più freddi dell'anno, è un dormitorio senza fissa dimora. Abbiamo deciso di darlo in concessione alla Caritas perché possa essere comunque uno spazio a disposizione sempre per i nostri cittadini in difficoltà. L'altro aspetto è sotto il profilo politico, un segnale di apertura verso il mondo cattolico che guarda all'accoglienza e che è notoriamente critico nei confronti delle posizioni leghiste. Segnale evidentemente voluto dal sindaco che rispetto al predecessore dello stesso partito, Gentilini, vuole mantenere e se possibile rafforzare i rapporti tra la Curia e Cassugana, anche sul fronte accoglienza migranti. In realtà con la Caritas i rapporti sono sempre stati ottimi, anche perché ritengo che siano anche loro stessi un modello per come hanno gestito anche l'accoglienza per i richiedenti asilo, con dei numeri limitati e con dei percorsi di vera integrazione. Quindi io ho sempre citato la Caritas come un ottimo modello anche per tutte le altre realtà che si occupavano di accoglienza e quindi questo è un ulteriore passo di collaborazione.